con un Veneto di rosa, una grandissima festa. E davanti a tutte le società del Veneto, credo che sia un momento veramente. Alle società di atleti per dello sport. Mettetevi a pallettare. Delle aziende dei giovanissimi che hanno visto primeggiare due nostre società del Veneto della Ponte e sono qua in seconda fila. Premieremo un progetto e un video bellissimo che ha vinto, credo, per le benemerenze nazionali, tutto qua. Però insomma ci siete, devo dire, ci sono due squadre appunto del Veneto. Poi ed è questo il motivo per cui vi abbiamo allungato. I giovani, e noi abbiamo bisogno anche nel calcio che le squadre giovanili diventino sempre più importanti. Quindi grazie davvero le difficoltà economiche delle Accelerativa per questo fantastico risultato, questo scudetto. E riprende giustamente Gabriele Ceretto perché non è di casa, e quindi anche a lui. No, ma è stato là. Questa è una coppola che sembrano pallone, medaglie. Insomma, inseguiamo un po'. E ci sarà una premiazione speciale poi per Giorgio De Calle, giusto? Lo faccio dire magari al professor Molon, ci racconta lui qualcosa. Adesso c'è la consegna delle medaglie, giusto? Che i palloni